Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Sparatoria a Catania, fermati padre e figlio per il tentato omicidio di un 45enne ferito con 4 colpi di pistola nel rione Cibali. Una spedizione punitiva per motivi passionali. Messaggi, insulti e minacce via social, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un catanese che perseguitava l'ex fidanzata e la madre, ritenuta dall'uomo la responsabile della fine della relazione. Forniture, mazzette e favori, svolta nell'inchiesta sulla sanità a Palermo, sotto indagine manager e medici che avrebbero intascato tangenti per favorire l'acquisto di presidi sanitari di un'azienda amica. A Palermo il quartiere Ballorò schiavo del crack. Dopo le aggressioni alle troupe giornalistiche e lo spaccio a cielo aperto, i residenti dicono basta, siamo stanchi. Strade colabrodo a Catania. Ad ogni pioggia la città si scopre sempre più fragile. Al TG Sicilia un tour per le vie cittadine facendo lo slalom tra le voragini. Il Signore degli Anelli compie 70 anni a Catania, una mostra al Palazzo della Cultura per omaggiare Tolkien, il celebre scrittore inglese, autore della saga, presente anche il ministro Giuli. Calcio in Serie B finisce 1-1 la partita Palermo-Sampdoria. In C il Catania fa poker al Francioni contro il Latina. Toscano decisivo l'atteggiamento mentale. Per il Messina terza sconfitta consecutiva con l'Avellino. Male anche il Trapani fermato in casa del Monopoli. Ancora ben trovati, lo avete sentito in primo piano, la sparatoria a Catania, padre e figlio sono stati arrestati per tentato omicidio nell'ambito appunto delle indagini su questo episodio che è avvenuto la sera del 3 marzo vicino a un centro scommesse del rione Cibali, in cui è rimasto ferito un 45enne che è stato centrato da 4 colpi di pistola. Ci dice tutto Tonino De Mana. Un 50enne ed un 25enne, padre e figlio, sono stati fermati dalla polizia nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta il 3 marzo scorso in via Sabato Martelli Castaldi, non distante da un centro scommesse a Cibali. Nell'occasione è rimasto ferito un 45enne centrato da diversi colpi di pistola. Nei loro confronti la procura ipotizza i reati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, detenzione e porto d'arma da fuoco e ricettazione della stessa. Fondamentale la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del centro scommesse. I filmati hanno permesso di ricostruire le fasi antecedenti, concomitanti e successive al tentato omicidio che sarebbe stato commesso dal 50enne, il quale avrebbe sparato a distanza ravvicinata 6 colpi di pistola dopo un acceso litigio. Il movente sarebbe da ricondurre a screzi di natura personale intercorsi dai 2 fermati e la vittima, che avrebbe tenuto comportamenti inopportuni con l'ex compagna del 50enne e madre del 25enne a cui il 45enne era stato legato sentimentalmente. Durante una perquisizione nella casa del 25enne, la polizia, occultata in un armadio, ha trovato una rivoltella priva di marche e di matricola. Il giovane è stato rintracciato in un B&B, mentre il padre si è costituito poco dopo negli uffici della squadra mobile di Catania. E restiamo a Catania ancora per parlare di cronaca, perché un uomo di 43 anni è stato sottoposto a controllo a distanza tramite braccialetto elettronico perché perseguitava la ex sui social e non contento anche la madre di lei, ritenuta la responsabile della loro relazione. Orazio Longo. Nella giornata dell'8 marzo c'è chi la donna la celebra con i fiori, chi invece col braccialetto elettronico per atti persecutori. È il caso di un 43enne disoccupato della provincia di Catania che dopo la fine della relazione con la ex durata un anno avrebbe deciso di perseguitarla con ogni mezzo per un altro anno, pedinandola, spiandola, ma soprattutto stalkerizzandola online. Per inondarla di messaggi avrebbe così usato il suo profilo social e anche altri anonimi, falsi, creati a titolo della vittima e con l'inserimento del suo nome in siti di incontri. Insulti, minacce e persino finti complimenti a sottolineare: sono qui, ti sto guardando, non sono sparito, non ti sei liberata di me, quando per esempio in un messaggio le avrebbe scritto: stasera eri una vera bomba. Ma gli atti persecutori non si sarebbero fermati solo alla ex compagna, ma anche alla madre di lei, ritenuta responsabile della fine della loro relazione, sommersa anche lei da messaggi social, email e sms con frasi del tipo: tua figlia è una poco di buono. Le 2 donne, sottoposte a un perdurante e grave stato di ansia e di paura,
Sfinite hanno infine denunciato. Così la polizia, su delega della DDA di Catania, dopo le indagini della polizia postale, ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento e sottoposizione a controllo a distanza tramite braccialetto elettronico emessa dal giudice per le indagini preliminari. Il reato si profila in atti persecutori aggravati dall'utilizzo degli strumenti telematici. A Letojanni, invece, i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di avere violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati, dopo che nel novembre scorso era stato denunciato per maltrattamenti, minacce e aggressioni nei confronti della donna. Abbiamo sentito gli ennesimi episodi di violenze contro le donne. Proprio per inasprire la lotta alla violenza di genere, oggi, 8 marzo, quindi nella giornata internazionale della donna, il femminicidio diventa reato penale specifico punito con il massimo della pena, cioè l'ergastolo. L'8 marzo catanese si è celebrato con tanti dibattiti e incontri sul ruolo della donna contro gli stereotipi. Ci dice tutto Eva Spampinato. Le donne e le soggettività che attraversano le strade della nostra città. È una città in fermento quella dell'8 marzo catanese, dalle piazze ai palazzi, dai megafoni dei gruppi studenteschi ai microfoni dei professori e delle professioniste che stanno al vertice di tante istituzioni. Strumenti diversi per ribadire un concetto comune, mettere in discussione gli stereotipi di genere che continuano a permeare la nostra società. Sfide che riguardano un cambiamento della società che deve costruire infrastrutture fondamentali perché la donna possa essere mamma e lavoratrice senza dover scegliere. Se al Comune di Catania si celebrava il valore della donna con un premio in collaborazione con il Lions, al Museo Diocesano si parlava di carriera e maternità nel dibattito organizzato da università e associazione antimafia Alfredo Agosta. Non è vero che le donne hanno parità e uguaglianza sostanziale, ce l'hanno nella forma e nella possibilità dei diritti, ma la possibilità che questi diritti si traducono realmente all'interno delle famiglie ancora non è esattamente così. Intanto dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio come reato specifico. Proprio per individuare determinandone la configurazione giuridica e viene punito con l'ergastolo. È un segnale di cambiamento culturale molto forte. Quello che ancora dobbiamo fare è riuscire a lavorare molto sul cambiamento culturale e sulla prevenzione. Una donna polacca è stata rapinata a Palermo, stava passando in via Erice nel quartiere Borgonuovo quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani che le hanno portato via il cellulare e la borsa per poi fuggire. Indagano i carabinieri. Restiamo a Palermo, c'è una svolta nell'inchiesta sulla sanità, sotto indagine medici e manager, anche un chirurgo e un cardiologo rischiano l'arresto perché avrebbero intascato tangenti per spingere i prodotti sanitari di una determinata azienda. Marco Gulla. 2 gare, una bandita dall'ospedale civico di Palermo e l'altra per le forniture nelle aziende sanitarie e negli ospedali della Sicilia occidentale. Attorno ad esse, secondo l'accusa, si sarebbe consumato un patto corruttivo. C'è un'inchiesta che vede coinvolti 2 medici, un chirurgo vascolare del civico e un cardiologo di Villa Sofia Cervello. Avrebbero intascato mazzette per favorire l'utilizzo di alcuni prodotti sanitari, gli stent in particolare. 2 anni di intercettazioni per loro e per 2 imprenditori e inoltre un funzionario amministrativo del civico. C'è una richiesta di custodia cautelare. Sarà il giudice per le indagini preliminari a stabilire se accogliere o respingere la richiesta di misura cautelare dopo aver vagliato le carte della procura e interrogato gli indagati. In particolare sarebbe stato turbato il regolare andamento della procedura aperta per la fornitura biennale in conto deposito con eventuale periodo di rinnovo di 12 mesi di materiale specialistico per elettrofisiologia. Al centro delle indagini c'è un imprenditore di un'azienda di materiale sanitario che avrebbe spinto per vincere le gare di appalto. Ma sotto inchiesta c'è anche un referente aziendale. Si sarebbe ingraziato 2 medici che in cambio di regali in denaro avrebbero spinto il consumo dei presidi sanitari dell'imprenditore. Più consumi, maggiori guadagni. Un'indagine arrivata alle battute finali.
È stato spento l'incendio nell'appartamento in via Quintino Sella a Palermo. Le fiamme, dice Agatino Carrolo, direttore dei Vigili del Fuoco Sicilia, hanno interessato l'ultimo piano della palazzina. Parte del tetto è andato distrutto, siamo riusciti a mettere in salvo le suppellettili. Sono in corso adesso le operazioni di bonifica. Il rogo ha danneggiato l'appartamento dell'ex sottosegretario alla salute Elio Cardinale e della moglie, l'ex magistrato Anna Maria Palma, che sono riusciti a mettersi in salvo. In azione da questa mattina 40 vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Sul rogo, sull'incidente, indaga la polizia. Ancora una volta torniamo nel quartiere Ballarò, sempre a Palermo, dopo le aggressioni alle troupe giornalistiche e lo spaccio di crack a cielo aperto. I residenti non ce la fanno più e dicono basta, adesso siamo stanchi. Sentiamo. A Ballarò, tra i vicoli, una donna che non vuole farsi riprendere sottovoce ci dice: qui ormai è come se fossimo ospiti, comandano loro. Per loro la donna intende gli spacciatori di droga e precisamente di crack. Ballarò è la roccaforte del crack, come più volte sottolineato. E poi episodi di violenza, poca sicurezza, troupe giornalistiche aggredite, come in un girone dantesco. I residenti e le associazioni dicono basta, non ne possiamo più. Noi siamo oggi qua, abbiamo preso lo spunto di quello che è successo qualche settimana fa alla giornalista Stefania Petixi. Pensare che qualcuno si possa permettere in questa città, ma penso in tutte le parti del mondo, di dire tu te ne devi andare, e questo è un momento di orgoglio. Mamme disperate, i figli sono schiavi del crack e a Ballarò, in una precisa parte del quartiere, gli spacciatori extracomunitari vendono lo stupefacente in qualsiasi momento della giornata, anche all'alba. Io vengo sia come presidente dell'associazione Cassaro Alto, ma anche come mamma. Io penso che oggi un po' tutte le mamme di Palermo devono essere presenti qui per proteggere anche i figli degli altri, perché ogni giovane è figlio a noi. Residenti ormai esasperati e stanchi di ripetere qualcosa che urlano da anni. La legalità senza i diritti non serve a niente. Sono chiacchiere che non riescono a gestire e che possiamo fare tra di noi, perché pretendiamo di stare sicuri a casa nostra, pretendiamo di uscire in un quartiere pulito, pretendiamo tante cose, ma in questo momento la legalità senza il riconoscimento dei diritti non serve a niente. E adesso a Catania, dove le strade sono insomma un colabrodo ad ogni pioggia, la città si scopre sempre più fragile. Allora noi vi proponiamo questo servizio facendo proprio lo slalom tra le buche. Vediamo. Spuntano come funghi ad ogni pioggia e a Catania sono una certezza e al tempo stesso un incubo. Buche grandi e piccole, rattoppate o nuove, costellano le strade etnee sempre più martoriate e sempre più pericolose. Ormai non c'è più differenza tra centro e periferia, ogni strada è uguale all'altra, specie dopo un'ondata di maltempo. In via Etnea, un tempo salotto buono della città, c'è persino chi fotografa le buche e non lo fa certo per hobby, basta ascoltarla per comprendere la sua amarezza. Ho fotografato i nuovi arredamenti architettonici delle strade di Catania, ci siamo ridotti veramente in modo vergognoso. Purtroppo viviamo in una città che è diventata un colabrodo, basta che piova un pochino, non si ragiona più. Umore nero per questo tassista, costretto ad una manovra repentina per evitare guai peggiori. Catania siamo pieni di buche, pieni. Visto che lei ha fatto una manovra proprio per evitarla. Sì, io ho rotto pure un tampone e un ammortizzatore per queste buche che ci sono. E i rischi sono anche per i pedoni, visto che la buca e gli enormi pezzi di bitume sono proprio sulle sbiadite strisce. Spero presto, quanto prima, possano esserci interventi previsti. Però il problema serio è cosa sappiamo della nostra città. E ora, oltre a fare attenzione alle macchine che arrivano, e sono tante, bisogna fare attenzione alla buca. La ringrazio, molto cortese, buona giornata. Sono bastati pochi minuti ed un breve giro in centro per immortalare una serie di pericoli. Qui siamo in via Passo Gravina, all'altezza dei Canossiani. Poi via 6 Aprile per una carrellata di buche rattoppate, passaggio obbligatorio dal martoriato Viale Africa e gran finale in via Imperia che sembra reduce da un bombardamento. Alle squadre delle manutenzioni auguriamo buon lavoro.
Ed adesso andiamo ad Agrigento per l'anteprima solidale I Bambini del Mondo, un evento collaterale della festa del Mandorlo in Fiore che inizia domani mattina con le prime sfilate e le esibizioni dei gruppi folk. Davide Sardo. Ha preso il via con un gesto di solidarietà il 22esimo Festival internazionale I Bambini del Mondo, evento che apre ufficialmente il 77esimo Mandorlo in Fiore di Agrigento. Come da tradizione, il gruppo Lunar Rhythm Dance Troupe di Taiwan ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio, portando con sé la magia del folklore. I bambini aiutano i bambini di Taiwan quest'anno aiutano i bambini dei gente nel mio reparto, che per la verità sono attratti da questi costumi, sono attratti dalle danze, sono attratti dalla musica, ma soprattutto sono attratti dal loro sorriso, da come Taiwan mostra affetto e solidarietà a questi nostri bambini. Ad accompagnarli quest'anno anche i volontari del comitato Unicef di Agrigento che hanno donato ai bambini piccoli regali. La nostra il simbolo è la pigotta. La pigotta è una bambolina di pezza, proprio per i bambini che la stringono, la guardano, ci stanno vicini, e per loro è qualcosa di particolare avere la pigotta in braccio. Domani il Mandorlo in Fiore entra nel vivo con le prime sfilate dei gruppi folk per le vie principali della città e le esibizioni in piazza Cavour con il Festival regionale del folklore. A 70 anni dalla pubblicazione del Signore degli Anelli, una mostra al Palazzo della Cultura di Catania omaggia Tolkien, il celebre scrittore inglese, autore appunto della saga. C'era per noi Lorena Dolci. It waits to carry her across the sea. The last journey of Arwen. È l'universo popolato da uomini, nani ed elfi e gli altri abitanti della Terra di Mezzo, partorito dalla mente di Tolkien, il professore di Oxford, autore della trilogia del Signore degli Anelli, fra i libri più letti al mondo. Oggetto di un vero e proprio culto collettivo, la saga portata sul grande schermo viene raccontata adesso in una mostra che arriva a Catania per celebrare i 70 anni della pubblicazione del libro, rifiutato per ben 2 volte da Mondadori. A ricordare l'eredità del padre della letteratura fantasy c'era anche il ministro della cultura Giuli. Il fatto che Tolkien parli una lingua universale, senza tempo, che con la sua epica moderna, antica e contemporanea al tempo stesso, evochi dei valori sempre eterni, l'amicizia, l'eroismo, un eroismo mite, un rapporto tra l'uomo e la natura fatto di armonia e di sacralità. Le copie d'autore degli abiti indossati da principesse d'Elfi, i volumi tradotti in tutte le lingue del mondo, manoscritti autografi, lettere, fotografie e opere d'arte, giochi a tema, cimeli recuperati da istituzioni e collezionisti privati e una chicca come il baule della famiglia Tolkien nel viaggio dal Sudafrica all'Inghilterra realizzano un percorso che racconta l'uomo, il professore, l'autore. Conoscere la sua vita ci aiuta a capire quali poi sono state un po' i vari step, soprattutto Birmingham, l'adolescenza, la campagna di Surrey Hall Mill vicino Birmingham, dove è nata l'idea della contea, quindi degli hobbit, di questo popolo che vive con la natura, in simbiosi con la natura. Particolare rilevanza viene data al suo rapporto con l'Italia e gli italiani, secondo Tolkien refrattari alla guerra, considerazioni ancora valide. L'anima degli italiani non è un'anima di belligeranti, è un'anima di miti guerrieri, quindi è evidente che i guerrieri la guerra non vogliono farla se non sono obbligati. Oggi tutte le siciliane di Serie B e C in campo, tra poco vi diremo i risultati appunto delle partite, ma prima una breve pausa, vi aspetto. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso la nostra pagina dedicata al calcio. Intanto finisce 1-1 la partita Sampdoria-Palermo in Serie B, match della 29esima giornata. In gol per i doriani Coda al primo minuto, poi il pareggio dei rosanero al 40esimo con Poyampalo. E adesso invece la Serie C con il Catania che vince nettamente a Latina dopo essere passati in svantaggio. I rossazzurri ribaltano il risultato con una perla di Jimenez e poi dominano. Marco Garli.
Una reazione da squadra, un gol da Cineteca e la mentalità positiva che trascina quando le cose si mettono per il meglio. Il Catania vola nel secondo tempo di Latina e vince 4-1, a spezzare in due la partita sul punteggio di 1-1, una perla che emerge rarissima in terza serie. Il gol meraviglia di Caleb Jimenez, che sembra un cartone animato giapponese, supera una serie di avversari, si presenta tu per tu con il portiere e mette sotto la traversa. 2-1 è partita stravolta per la classe del fantasista ex Atalanta e per merito di tutta la squadra. L'episodio determinante vale la copertina, ma c'è tanto altro. Non nel primo tempo, quando il ritmo è lento, il Catania sfiora il gol subito con Di Gennaro e poi regala spazio e gioco al Latina, che però non sa approfittarne. A inizio ripresa sembra concretizzarsi la solita partita di sofferenza. Ekuban approfitta di un cross dell'ex Rapisarda e mette dentro di testa. È 1-0 per i padroni di casa, ma la squadra etnea ha il merito di non mollare e di reagire. Un fallo di mano in area laziale vale il calcio di rigore per i giocatori di Toscano. Dal dischetto si presenta Montalto che mette in porta l'immediato pareggio. Il Latina, che fin dall'avvio della ripresa si sbilancia per vincere, adesso subisce le ripartenze etnee, complice la nuova posizione di Lunetta spostato sulla tre quarti e l'ingresso a sinistra di Frisenna. È Dini a dare il là all'azione che porta alla rete di Jimenez, palla che da sinistra arriva nella zona del numero 10 etneo. Da lì è la magia già raccontata che va rivissuta, un gol fenomenale che, come detto, indirizza l'incontro definitivamente. Anche perché l'entusiasmo fa muovere più velocemente gambe e pensiero. Il Catania macina campo e occasioni. Lunetta di sinistro colpisce il palo su assist di De Paoli, è entrato al posto di Montalto. Poi tocca a Frisenna diventare protagonista. Steso in area dall'ex Ndoi, si procura il rigore che Jimenez trasforma in modo impeccabile per il 3-1 rossazzurro e la sua doppietta personale. Partita in ghiaccio, ma per i tifosi etnei arrivati al Francioni c'è tempo per esultare ancora. Nuova bella giocata di Frisenna e deviazione nella propria porta di Saccani. Poker etneo e vittoria che mancava da Monopoli, adesso fari puntati sul match con il Messina, visto che i rossazzurri non giocheranno con la Turris. All'andata la partita con il Latina aveva rappresentato una svolta in negativo. Se adesso sarà l'opposto lo diranno le prossime gare, ma il secondo tempo del Francioni con 9 indisponibili vale un sorriso da rivolgere al futuro. Ed è soddisfatto mister Toscano, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. La squadra dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, della convinzione, ha fatto una grande prestazione, ha legittimato il risultato perché è meritato. Nel momento migliore nostro abbiamo preso un gol che potevamo evitare, la cosa che mi fa incazzare è che prendiamo gol ogni partita. Bisogna lavorare su questo aspetto, dobbiamo continuare a rimanere concentrati e sul pezzo, perché l'ho detto prima ai ragazzi prima della partita, queste partite in questa situazione di emergenza, in questa situazione di difficoltà puoi costruire quello che ti servirà dopo. So che in casa, soprattutto domenica, c'è stato un clima veramente surreale e non giudico e non la scelta dei nostri tifosi di non sostenerci o magari fischiarci dalle formazioni, non giudico. Non è facile, però dovremo superare anche questo ostacolo, questa difficoltà, perché io so che il nostro pubblico nel momento giusto sarà il 12° uomo in campo. Noi in questo momento è come il Napoli di Maradona che ha vinto il campionato e gioca senza Maradona. Per noi il nostro pubblico è Maradona. Terza sconfitta consecutiva invece per il Messina, battuto al Franco Scoglio dalla vice capolista Avellino. Sempre più critica la classifica dei giallorossi. Sergio Colosi. Il Messina chiude male una settimana disastrosa. Ai 6 punti persi col Taranto e 4 della penalizzazione si aggiunge la sconfitta contro l'Avellino, la terza consecutiva. Mentre gli irpini mettono pressione al Cerignole, i giallorossi si avvicinano al baratro della retrocessione con una crisi societaria irreversibile. Ottimo Messina nella prima mezz'ora con 3 occasioni in 5 minuti. Al 15° dell'Aquila sterza sul sinistro e calcia a giro un pallone non lontano dal secondo palo. L'Avellino sta a guardare, il Messina ci crede. L'occasione migliora al 18° sul destro di Petrucci che colpisce l'esterno del palo. Ancora Messina al 20° copia e incolla dell'azione di 5 minuti prima, con la conclusione di sinistro di Dell'Aquila vicino al palo più distante. Il colpo della vice capolista è dietro l'angolo. Con Lescano e Patierno ben marcati e poco serviti, gara sbloccata al 38° da Sounas, il cui inserimento di testa con Gelli anticipato è vincente sul traversone di Cancellotti.
Belotti. Nella ripresa Avellino vicino al raddoppio in 2 occasioni. Al 13° Meli salva sul diagonale al volo di Sunas ad un passo dalla doppietta. Clamoroso l'errore di Patierno al 27°, tutto solo davanti a Meli calcia fuori, tradendo la sua fama di bomber. Il Messina lotta fino all'ultimo e nel secondo di 5 minuti di recupero Iannarilli sulla conclusione di Pedicillo compie la parata decisiva che lascia gli irpini in corsa per la B e i peloritani in crisi e in 10 per il successivo rosso a Dumbravano. Sconfitta anche per il Trapani che perde per 1-0 alla Provinciale contro il Monopoli. A decidere la partita la rete di Miceli. Franco Cammarasana. Seconda sconfitta consecutiva per il Trapani al termine di una prestazione anonima, priva di spunti offensivi, controllata a centrocampo da un Monopoli essenziale nel gioco ma sempre pronto a sfruttare ogni occasione favorevole. A decidere la partita al 35° del secondo tempo il difensore Mirko Miceli con un sinistro al volo su un angolo di Bruschi. Nel primo tempo Trapani pericoloso al 9° su un tentativo di Ciotti non finalizzato da Stensrud. Il Monopoli al 27° si fa vivo con Miceli su un calcio di punizione bloccato a terra da Uicai. 2 minuti dopo ci prova Toscano del Trapani, conclusione alta. Nella ripresa al 17° iniziativa senza esito di Ruggiero che conclude al lato. Troppo poco per un Trapani che deve invertire la marcia se vorrà partecipare ai playoff. E questo servizio chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per essere rimasti con noi. Vi auguro un buon proseguimento di serata e naturalmente auguri a tutte le donne.